Notte di fuoco, quella appena trascorsa a Racalmuto, un incendio è divampato alle prime luci del mattino al secondo piano di un'abitazione in Corso Garibaldi. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto così l'intero appartamento in cui risiedono marito e moglie. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un cortocircuito di un caricabatteria ad aver innescato l'inferno di fuoco. Il rogo con il passare del tempo è aumentato di intensità, che si è elevato nel cielo una colonna di nero fumo. I coniugi sono però riusciti a mettersi in salvo, mentre altri residenti della zona hanno allertato i vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con 3 mezzi. I pompieri hanno avuto la meglio sull'incendio dopo un lavoro di quasi 2 ore. Sul posto anche un'ambulanza per le cure mediche a marito e moglie, visibilmente provati dopo l'accaduto. L'intero centro di Racalmuto, Corso Garibaldi, la circonvallazione è rimasto per ore completamente paralizzato. La circolazione stradale è stata interdetta e deviata. Sotto shock l'intera cittadinanza, anche perché l'uomo pensionato di 70 anni, proprietario dell'abitazione andata distrutta, è molto conosciuto ed è stato più volte consigliere e assessore comunale nel lontano 2014. Quale segretario dell'UDC fu anche candidato a sindaco.